Alessandro Cecchi di Paone a Palma di Montechiaro per questa chiusura della Biennale del Gattopardo. Intanto lei ha detto questo è un posto meraviglioso quando è arrivato, ma arte e cultura vanno sempre a braccetto. Sono qui per la prima volta, ovviamente conoscevo l'esistenza di Palma di Montechiaro con tutta la sua tradizione, ma non avevo proprio idea che ci fosse una stratificazione di bellezza, di sapere, conoscenza, emozioni e memorie. E quindi io qui posso assolutamente trovare la prova che arte, cultura e scienza possono e devono andare d'accordo nel segno appunto della bellezza, perché c'è la storia, c'è la letteratura alta, diventata poi letteratura popolare grazie al cinema, ci sono delle meraviglie nascoste che una volta scoperte ti lasciano a bocca aperta e poi ci sono dei contenitori che diventano perfetti, chi l'avrebbe mai detto, per mostre di altissimo livello di arte contemporanea che riflettono sulla contaminazione fra antico e futuro. E quindi direi che il modo migliore per conoscere questa bellissima gemma siciliana era proprio questo, e meno male che ci sono arrivato e mi ci avete portato. Secondo lei oggi, partiamo dal presupposto che è tutto cultura, no? Quando si parla di cultura si parla in maniera generale, cultura è anche lo sport, è anche politica, è anche la storia, ma secondo lei il grado di cultura oggi in Italia? Il grado di cultura dipende molto da quello che intendiamo, perché come mi è stato chiesto è ovvio che tutto sia cultura. A me interessa la cultura che si sedimenta e crea una crescita individuale e collettiva in termini di arricchimento di informazioni e di formazione. E allora direi che in questo momento l'Italia sta vivendo un bruttissimo periodo di semplificazione, di superficialità e anche di arretratezza causata da un'eccessiva attenzione al passato e una pochissima attenzione alla costruzione del futuro. Noi siamo qua in un palazzo particolare, questo è il Palazzo Ducale, il Palazzo dei Tomasi. Tomasi oggi sarebbero ancora di moda. Sono ancora di moda i Tommasi di Lampedusa perché dopo questa terribile vicenda del libro rifiutato finché l'autore è stato in vita, poi ha avuto un successo letterario che continua con grandi vendite, un successo cinematografico che non si spegne, un successo televisivo grazie a una nuova edizione sulle nuove piattaforme seriali, quindi direi che hanno colpito nel segno i Tomasi di Lampedusa con l'autore del Gattopardo e ci insegnano che se succede, non si sa esattamente perché, che qualche autore creativo, qualunque genere di arte frequenti, colpisce appunto nel segno, poi non si spegne più quella fiamma che si è accesa. L'ultima domanda, tra leggere un buon libro e vedere lo stesso libro trasformato sul set di cinematografico, lei cosa preferisce? Dal punto di vista mio personale, della mia generazione, preferisco leggere un buon libro, perché il mio cervello è allenato su quel libro poi a costruire tutta una serie di proiezioni e di elaborazioni mentali, che sono anche meglio di un film, per certi versi. Però siccome anche sono uomo del mio tempo, un professore universitario da 20 anni, un divulgatore scientifico popolare, io direi che è meglio per i nostri figli, nipoti e allievi preparare nuove forme, nuovi linguaggi, nuove strutture di comunicazione, formazione e informazione più adatte ai tempi nuovi.